Amiche e amici, buongiorno e dal sottoscritto buon anno, essendo la prima diretta di questo 2019, un anno insomma, che è iniziato alla grande, spero per tutti quanti voi, e noi qui da Antena 3 stiamo ovviamente cercando di affrontare, soprattutto in questa prima fase del 2019, quelli che sono i temi che potrebbero anche tenere banco a lungo. Ebbene, insomma, Veneto è Venezia per quel che riguarda la rappresentanza nel mondo, e sappiamo insomma, che Venezia in questo periodo è al centro di tutta una serie di discussioni su un tema molto particolare, o meglio, è un tema sul quale si ragiona da tempo, però insomma, sembra che si sia arrivati al dunque per quanto riguarda una nuova iniziativa, che è quella di rendere l'accesso a pagamento alla città lagunare. Allora, vediamo con chi parliamo di questo tema, innanzitutto con Renato Boraso, che è assessore ai trasporti di Venezia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo Cristina Giussani, che è presidente della Confesercenti della città metropolitana di Venezia. Buongiorno a tutti. E Tommaso Santini, che è un manager pubblico che ha avuto e ha parecchie esperienze appunto in Laguna. Buongiorno. Salve a tutti. 0422 162 6798 rimane anche per quest'anno ovviamente il nostro numero di telefono, e se avete piacere di iscriverci sulla pagina di Antena 3 nel post dedicato alla trasmissione di oggi, ci trovate anche su Facebook. Allora, insomma, abbiamo dato questo titolo, appunto, Venezia non è più gratis, ovviamente è anche una provocazione, però insomma il governo ha dato l'opportunità alla città di decidere formalmente come funziona, cioè il governo ha dato l'opportunità. Ti leggo l'articolo 1129. Il Comune di Venezia è autorizzato ad applicare per l'accesso con qualsiasi vettore alla città antica e alle altre isole minori della laguna il contributo alternativo però all'imposta di soggiorno, perché attenzione, non facciamo confusione. Certo. Noi, chi arriva oggi in città e dorme, paga già un'imposta di soggiorno, un contributo ai costi della città. Il tema era tentare di trovare una soluzione per quegli arrivi di massa che a volte rendono invivibile la città e chi vive in centro storico, quando si arriva anche a più di 100.000 persone in un'unica giornata. Allora, infatti, andiamo un attimo, perché è bene posizionare. E questo è quello che ha approvato il governo. Ok, questo è quello che ha approvato il governo come soluzione, quindi no, diciamo, il ticket d'ingresso è in funzione del cercare di limitare quelli che sono gli accessi, perché tra l'altro abbiamo anche dei numeri che che abbiamo trovato online, che arrivano anche dal Comune. Sostanzialmente Venezia ha vissuto negli anni 50 il suo massimo di abitanti, no? Che era 170.000 in centro storico. È stato fatto un calcolo che adesso non sto qua a ripetervi, anche perché personalmente non me lo ricordo come l'hanno fatto e dovrei studiarmi la slide, però sostanzialmente che costantemente, ogni giorno, negli ultimi 2 anni se non sbaglio, Venezia è vissuta, a Venezia sono presenti 170.000 persone. Abitanti equivalenti. Esattamente, eccola qua la slide, come vedete c'è la popolazione del 1951 che era al massimo, il suo massimo storico. Ora la popolazione è composta da quella parte blu, parliamo dell'istogramma, la sbarra, quella in mezzo, la parte blu sarebbero gli abitanti e la parte rossa sono coloro che entrano quotidianamente a Venezia, che siano turisti, gente che ci va a lavorare, gente che ci va per un giorno solo. Solo il pendolarismo di lavoro è circa 50.000 persone, che non sono fantasmi, sono persone che arrivano in centro storico alla mattina, lavorano nelle attività di servizio e quant'altro. Ovviamente questi si aggiungono, solo questi, ai circa 60.000 residenti tra isole e centro storico. E poi c'è la quota di turismo che oscilla anche con punte anche a volte superiori ai 100.000. Ovviamente ci sono le giornate, l'anno scorso erano state circa 12 o 13, che hanno reso la vita ai residenti praticamente impossibile. Allora, chiedo, perché mi sembra di capire che la posizione dell'assessore Boraso sia abbastanza chiara, no? sul fatto che ci sia l'assoluta necessità a dover gestire questa cosa. In qualità di Confesercenti, lei è d'accordo con la necessità appunto per cui, cioè, per chi non avesse bisogno di quello sforzo in più, Confesercenti significa che la signora Giussani ha una libreria, se non sbaglio. Una libreria, cioè, sì. Quindi è un esercente. Sono un esercente, assolutamente. Sì. Ok, e quindi secondo lei va gestita questa cosa dei flussi? Assolutamente, noi come Confesercenti è anni che proponiamo e chiediamo che prima di tutto si gestiscano i flussi.
Riteniamo che sia una buona iniziativa questa di far pagare la tassa di sbarco, perché tramite la tassa di sbarco probabilmente si può trovare anche una modalità per la gestione dei flussi, eventualmente modulando per esempio la tassa di sbarco come entità a seconda dei periodi, a seconda delle giornate. Sicuramente le statistiche che il Comune ha ci possono aiutare in questo, vedere le giornate in cui ci sono stati dei boom di flusso, magari la tassa si può mettere un po' più alta, nelle altre giornate incentivare, disincentivare. Poi magari vediamo anche più nel dettaglio, prima capiamo comunque, se siamo tutti d'accordo, se abbiamo quantomeno delle perplessità. Siamo d'accordo anche perché questa massa di turisti, soprattutto giornalieri, è molto importante e in qualche maniera consuma la città, e la città ha bisogno di manutenzione, di pulizia e di ordine, che ha un costo ovviamente, e devo dire onestamente che, come si diceva anche poc'anzi, la nostra società, la Veritas, insomma la società che fa la manutenzione della città, lavora molto bene, ma questo lavorare molto bene ovviamente ha un costo. Ecco. Dottor Santini, allora lei appunto quantità manager pubblico, ha avuto varie esperienze lagunari anche dal punto di vista immobiliare, quindi insomma conosce la città e quali sono i suoi problemi. È d'accordo sul fatto che vanno gestiti i flussi? Assolutamente sì, la tassa è un'occasione unica, qualora non ve ne fossero state prima, ma in realtà ce ne sono già state, per attivare un ragionamento, diciamo, più ampio sul modello di città, sul modello di città sostenibile, su una piattaforma turistica e su una piattaforma che ha anche un forte contenuto, una centralità culturale importante, quindi bisogna trovare un equilibrio non solo tra tradizione e innovazione, e per tradizione intendo tutto, diciamo, il patrimonio storico presente in città, ma anche un modello vivibile per cittadini e per questi flussi, diciamo, di giornalieri più che non le persone che stazionano dormendo in albergo e che approfittano dell'occasione quotidiana per venire in città. Allora mi sembra che qui insomma, gli ospiti sono tutti d'accordo sul fatto, e penso che sia anche abbastanza difficile trovare qualcuno che non lo sia, sul fatto che vanno gestiti i flussi. Poi ovviamente si passa dalla filosofia, perché al dover compiere delle scelte pratiche, no? Perché poi gestione dei flussi significa che qualcuno magari in certe situazioni poi non può più entrare a Venezia, corretto? Sì, no, io dico dal punto di vista operativo, oggi c'è una finanziaria che ha determinato questa opportunità e quindi io dico grande risultato politico del sindaco Luigi Brugnaro, e che ha trovato nel governo questo approccio positivo, perché ha detto bene la Presidente di Confesercenti, noi abbiamo situazioni di costi non più sostenibili dalla collettività veneziana. Facciamo un esempio, la Veritas pesa 18 milioni di euro in più rispetto alle altre città venete nella gestione dei rifiuti, che poi pesano su famiglie e su attività. E quindi, l'ha detto anche il sindaco, se non sappiamo quanto sarà l'introito, ma ovviamente una quota di questo introito potrebbe sgravare famiglie e imprese che purtroppo ovviamente Veritas deve accollare questi 18 milioni di euro in più, perché la raccolta in centro storico avviene manualmente, e quindi, ma ci sono anche altri aspetti, diciamo uno molto concreto, la pulizia di rii, l'escavo dei canali. Siccome la legge speciale non ha più trasferito fondi per questo, ed è impensabile lasciare nella città di Venezia l'escavo di rii non assolto, cioè è impensabile. Ovviamente abbiamo vissuto anni in cui dallo Stato arrivavano trasferimenti eccetera. Oggi bisogna dare atto che questo governo ha ascoltato la richiesta del sindaco, è però ovvio che poi adesso bisogna trovare un modo di applicare questa, per esempio Luca Zaia, su cui il sindaco è perfettamente d'accordo, ovviamente ai veneti non possiamo far gravare sui veneti totalmente, e il sindaco è completamente d'accordo, dopodiché bisogna trovare delle formule, perché ovviamente per esempio durante l'anno abbiamo 10-12 giorni devastanti sul calendario, su cui eventualmente bisogna trovare un modo di regolamentare il flusso. Ma siete d'accordo sul fatto di escludere i veneti dal pagamento della tassa di soggiorno? Ma diciamo che è una delle ipotesi che anche noi abbiamo valutato, anche perché sentendo insomma, le parole del sindaco. Un'altra possibilità potrebbe essere quella invece di avere come linea di separazione, diciamo, il fatto di possedere la carta ex carta Venezia, carta unica. Allora se uno ha la carta unica, quasi tutti i veneti che vengono regolarmente a Venezia con 20 euro in 5 anni la fanno. Potrebbe essere quella la discriminante, che potrebbe essere anche quella del non residente in Regione Veneto, che però viene spesso per esempio a trovare i parenti e che ha la carta unica, che però ha pagato 50 euro perché non è residente in Regione Veneto e quindi ha già dato un contributo.
quella potrebbe essere un'ipotesi, non far pagare i veneti, i turisti della città metropolitana. Allora, scusa, aspetti che sì. lei per quanto riguarda la carta, cioè scusa, l'esenzione per i veneti del pagamento dell'accesso a Venezia? Diciamo, la popolazione del Veneto è una popolazione che fa riferimento al capoluogo che è Venezia, quindi personalmente non posso che trovarmi d'accordo nell'esenzione. Poi però si entra in un ambito, quello di dire chi paga e chi non paga, che richiede, diciamo, un ragionamento complesso. Immagino che il Comune ci stia lavorando alacremente e sicuramente ci saranno tutta una serie di simulazioni che poi avranno un impatto economico evidentemente, da cui poi ne discenderanno anche delle scelte su dove andare ad allocare queste risorse, come diceva prima l'assessore. Ma prima è stato tirato fuori un concetto, quello della legge speciale. Bene, Venezia ha vissuto per decenni sulla legge speciale. Questa è un'occasione unica, per quello che ho detto prima, per quello che è anche emerso, per ricostruire una legge speciale 2.0, 3.0, chiamatela come volete, ma in buona sostanza per trovare un meccanismo economico che consenta di rendere più sostenibile diciamo, la URBS e la Civitas, la popolazione e la città vissuta dalla popolazione. Infatti penso che non faccia neanche bene, no, questa contrapposizione tra chi vive, cioè tra i cittadini e poi i turisti. Sta di fatto che, poi ripeto, si è molto bravi in questi anni a fare grandi filosofie e grandi proclami, ma poi ci si deve scontrare con quella che è la realtà pratica e a un certo punto bisogna prendere delle decisioni, no? È lì dove emerge la bravura e anche il coraggio, perché ritengo che serve grande coraggio per fare certe scelte. Adesso l'amministrazione è stato un obiettivo, è quello di entro fine gennaio di fare una prima bozza, cioè di dare una bozza di regolamento, perché trovare un regolamento che dalle 4 righe della finanziaria attui la tassa di sbarco, vi posso garantire che non è un percorso semplice, perché c'è il tema delle esenzioni, che non sono studenti, lavoratori, titolari di Venezia Unica, sono già persone che vengono abitudinariamente in città e perché fruiscono di alcuni servizi, c'è la sede della regione, la città metropolitana, la prefettura, cioè pensate a quello che significa Venezia come servizi. Assessore, e da trevigiano, siccome a Treviso a un certo punto è stata fatta una scelta di portare fuori dal centro storico determinate istituzioni, poi si è visto che il risultato in termini di frequenza della città ha portato uno svuotamento della città sotto certi aspetti, quindi no, ma mi rendo conto che non sia la proposta facile. di Zaia è coerente e sindaco su questo d'accordo. Ovviamente c'è il tema dei 10-12 giorni di bollino rosso che rendono ingovernabile. Credo anche, secondo me, la visita di una famiglia che arriva con 120.000 presenze diventa impossibile anche vedersi la città. Sinceramente però ovviamente ci vuole un regolamento, poi ci sarà un mese di tempo di lavoro del Consiglio Comunale, perché i regolamenti sulla gestione dei tributi li approva il Consiglio Comunale della città. Il Sindaco invece è una cosa importante, si è impegnato in questi giorni, ma credo che la Conferenza Centri lo sa, a incontrare tutte le categorie e tutti i rappresentanti, perché per esempio ci sono, se si leggono le cronache di questi giorni, già da Jesolo qualcuno dice ma noi vogliamo lo sconto, siamo vicini a Venezia. Cioè, c'è tutto un tema non semplice da gestire, perché applicare una tassa che è totalmente nuova, l'unica esperienza diciamo chiara in questo paese oggi è quella dell'Isola d'Elba, possiamo anche valutare quel regolamento, però oggi l'unica vera esperienza sulla tassa di sbarco, chi arriva all'Isola d'Elba paga oggi una tassa di sbarco, cioè i governi precedenti per l'Isola d'Elba, secondo un principio di tu vai lì, consumi l'isola e devi dare un contributo al comune dell'Isola d'Elba per sostenere i servizi. Il principio è lo stesso. Ovviamente posso garantire che quando la legge dice in maniera chiara con qualsiasi vettore, se arrivo all'Isola d'Elba, da Livorno, scusatemi, parto e arrivo, quindi il controllo è semplice. Vi do alcuni dati che non è che sono dati, cioè dall'aeroporto sono 11 milioni potenziali persone che possono arrivare, dalla stazione sono potenzialmente 30 milioni, dai terminal bus sono 3,5 milioni, da Punta Sabbioni mediamente sono 1 milione, voi capite che parliamo di mettiamo solo l'aeroporto, arrivano oggi in aeroporto 11 milioni di persone, tutte ormai certificate.
Giussani, lei prima accennava appunto ad alternative sulle quali avevate ragionato, insomma ne avevate discusso all'interno di Confesercenti. Sì, c'era la carta unica, gli abitanti del Veneto, avevamo fatto un ragionamento anche su turisti che risiedono in città metropolitana ma non in centro storico. Anche quelli, secondo noi, potrebbero avere una tariffazione un pochino ridotta, essendo che sono in città metropolitana. Pensiamo a Cavallino a Jesolo, cosa esatto, nuove per esempio, esatto. solo a Cavallino. Però non tariffarli no, cioè bisogna dargli anche loro un ticket, devono pagarlo anche loro, magari una tariffazione ridotta, e forse in città metropolitana ci starebbe, ma sicuramente la Giunta ci ha già pensato, anche di fare un incontro con i vari sindaci a sentire, perché magari il sindaco di Mira è diverso del sindaco di Jesolo, insomma a seconda delle zone, perché magari chi risiede a Mira è in numero come turisti inferiore rispetto a chi risiede magari a Cavallino d'estate per esempio, quindi anche lì insomma si fare appunto, certamente prima bisogna avere una visione di chi sono questi turisti. Ecco. Volevo aggiungere una cosa, che le giornate a bollino rosso, che sembrano poche ma in realtà sono tante, perché poi sono memorizzate fortemente dai residenti, sono memorizzate fortemente anche dal turista di qualità, il quale a un certo punto decide di non venire più a Venezia perché non ne può più. E anche questo è molto importante, perché è vero che è giustissimo, noi pensiamo che tutti devono poter venire, no? Però non tutti insieme, ma anche il turista che viene, il turista di qualità, noi ne conosciamo tanti che dicono vabbè sono già venuto 2 o 3 volte, basta, non vengo più perché non se ne può più, no? E questo è molto importante, perché quello è un turista che interessa molto alla città. Negativa alla città, che non è giusto, insomma. E comunque è un turista anche che apporta alla città un'economia che interessa. Allora noi prendiamo un attimo una pausa e poi continuiamo a parlare di Venezia. Si diceva in questa prima parte di trasmissione sul fatto appunto dell'introduzione di una sorta di tassa di accesso per la città di Venezia, come siano scelte difficili e che tra l'altro non hanno una ricaduta solo sul centro storico di Venezia, ma serve una visione d'insieme, Tommaso Santini. Lei è d'accordo sul fatto che ci vuole tutta questa concertazione, o conoscendo un attimo il nostro paese ogni tanto servirebbe anche proprio quella decisione di ragazzi va così e mettetevela via? Prima o poi una decisione o delle decisioni andranno prese, quindi sicuramente la concertazione serve a trovare, diciamo, le scelte più di consenso e le scelte su cui c'è maggior convergenza. Però io partirei da un presupposto, per esempio il prezzo, no? Cioè dai 2,50 ai 10 euro. È stata mal digerita quando era entrata l'imposta di soggiorno, quindi la tassa che si paga normalmente quando si va in albergo per notte, no? Sì, però non mi sembra che sia stato un deterrente esattamente, turistico. Il ragionamento è questo. Allora, noi pensiamo, diciamo, che ai 30 milioni di visitatori su Venezia rispetto diciamo, al turismo mondiale. Ci saranno sempre, non sono i 10 euro o i 7,50 o i 5 che limitano, cioè sarà veramente un percentile che non crea, che non sposta questi numeri, quindi per quello, si diceva prima ancora una volta, è fondamentale spostare il ragionamento sul modello di gestione della piattaforma turistica, quindi qui entra in gioco chiaramente il Comune, entra in gioco soprattutto la parte della mobilità, la parte della gestione dei flussi dei vettori, perché poi riconducendosi alla legge sono tutti e qualsiasi vettori, quindi l'acqua, la terra, l'aereo che poi comporta terra o acqua comunque per arrivare in centro storico, ma questi sono i gate di accesso alla città, di cui la discussione si perde nel corso dei decenni e l'assessore sicuramente può fare una sintesi da questo punto di vista e quindi dire esatto. Assolutamente la sua. Ma faccio un'altra considerazione. Nella valutazione che può derivare dagli introiti che si avrebbero con questa tassa è stato anche calcolato quanto si perderebbe, cioè limitare l'accesso ovviamente è possibile che diminuiscano quelli che sono gli introiti della città, cioè immaginando la città come un grande negozio, un grande museo, un grande, chiamatelo quello che volete, sta di fatto che meno utenti uguale a meno introiti. Cioè, è stato fatto anche uno studio economico da questo punto di vista. Nel senso che ha ragione il dottor Santini quando dice che l'esempio della ZTL bus, dove che tu per arrivare in bus paghi circa dai 3 ai 4 euro a turista, e sul tema della tassa di soggiorno, se io vado a vedere lo storico degli ultimi 5 anni continua
che vuol dire che non stanno diminuendo, anzi, cioè, il tema è, secondo me, il tentativo vero, secondo me, è capire se riusciamo quei 10-15 giorni all'anno di totalmente insostenibilità, che è anche l'evento importante, dico il Redentore o la regata storica. Guarda, abbiamo tra l'altro questo grafico che ci indica come con l'incremento del turismo. Insostenibili anche per chi vorrebbe veramente vedere l'evento, trovare il modo che forse la tassa di sbarco riesce, però guardate che, come diceva bene il dottor Santini, rispetto ai 4 punti di accesso che sono da Punta Sabbioni, dai bus turistici, dall'asse ferroviario e dall'aeroporto, e ci dimentichiamo di ciò che arriva via autoveicolo, perché comunque abbiamo una parte di turista che sceglie comunque di accedere in questa città parcheggiando al tronchetto o in autorimessa comunale o negli altri punti dislocati di accessibilità con il vettore autoveicolo, che ci cerca di disincentivare, ma c'è anche questa parte di turismo. Riuscire a determinare, fare un regolamento in cui tu riesci a farli pagare e anche a controllare non sarà facile. Secondo me sarà un duro compito di analisi tecnica, perché facciamo un esempio, dico 2 esempi eclatanti, forse con le crociere riesci anche a trovare un accordo immediato. Certo. Con i lancioni del Gran Turismo sono X soggetti che caricano X persone, con i nostri bus gestiti dalle aziende dei bus riesci, ma ecco, pensatevi di fare un accordo con Trenitalia. Non sarà molto facile, perché il cittadino che parte da Torino e che prende il Freccia, scusatemi l'esempio, il vettore è lui, la legge dice che è il vettore, quindi tu dovresti obbligare il vettore a caricare sul biglietto i 2,50 €, diciamo, facciamo la tariffa minima, dico una ipotesi, perché il Consiglio Comunale deve ancora scegliere, certo, su quale cifra posizionare questa sì, vorrebbe dire che poi è un percorso un po' complesso, non è semplice, però è un tentativo importante. Io dico, come ha detto il sindaco Cognale, bisogna ringraziare sia Mattarella che il governo nella persona di Tria, che ha voluto trovare questa soluzione per venire incontro a un aspetto economico che c'è. Oggi residenti e attività pesano sulle loro spalle delle situazioni che appaiono ormai insostenibili. Però vedo che lei punta molto di più sull'aspetto economico che di gestione di... Allora, sentiamo il telefono. Sono importanti entrambi. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, intanto buon anno anche se in ritardo. Buon anno a lei, signora. Volevo fare una piccola considerazione. L'altro giorno sentivo parlare delle Dolomiti e qualcuno diceva che le Dolomiti non sono da consumare ma da preservare. Chiedo appunto per Venezia e per altre zone tantissime del Veneto, sono zone non da consumare ma da preservare. Meditate gente, meditate e vi saluto. Grazie. Io penso che sia esattamente il senso di questa, a parte la trasmissione, ma anche di questi provvedimenti che stanno arrivando appunto dal governo. Si diceva appunto quanto pesa tra l'aspetto economico e invece quello di gestione di flussi. Sulla gestione di flussi questa amministrazione, in modo particolare il sindaco, ha già un po', ho visto le polemiche, però il tentativo di porre dei tornelli che non sono dei tornelli, ma è un modo di capire quanta gente, quant'è l'effettivo afflusso in città. Il tornello ci serve adesso saranno installati dei meccanismi di controllo automatico delle persone che entrano fisicamente, perché se riusciamo a capire esattamente quanto entrano, quante sono le punte, poi riusciamo anche a controllare e gestire il flusso. Poi la tassa di sbarco può essere un deterrente, certo, per evitare che in alcune situazioni ci sia il disastro più assoluto. A vedere certi numeri intesi appunto con altre tasse che sono state introdotte, ma insomma, non hanno dato risultati contenitivi. Ma secondo voi, perché ripeto che poi bisogna essere pratici, significa che a un certo punto tu devi chiudere la Venezia o no? Il famoso giorno a bollino nero, poi va chiusa dal vostro punto di vista la città o meno? Perché mettiamoci nei panni della gente, se io sono abituato ad andare a Venezia in mezzo al disastro, anche se mi dicono che è da bollino nero, io ci vado. Ma una delle proposte che aveva fatto Confesercenti ancora in Commissione Flussi a suo tempo e che potrebbe essere anche forse ripresa in parte dalla Giunta, magari con una piccola
quota, perché poi non sono cose costose, di questa tassa potrebbe andare in questo. Noi avevamo per esempio proposto qualcosa che si fa anche già in città come Parigi e New York, un sistema di app dove uno può registrarsi gratuitamente, se la scarica si registra e dice sto arrivando. Allora noi sappiamo che stai arrivando e ti diciamo guarda che sono già arrivati 30.000 prima di te, puoi proprio venire, guarda che sul ponte di Calatrava sono già passati 20.000 nelle ultime 2 ore perché non vai verso l'Accademia, guarda che se... e poi magari, siccome non sono cose che si fanno a interruttori, oggi sì, domani no, si parte lentamente, pian pianino si abituano le persone, come si fanno la registrazione per il volo aereo online, si possono fare la registrazione per la visita della città e magari dando degli incentivi a chi si registra, quindi dandogli delle opportunità favorevoli rispetto a chi non si registra, a chi non ci dice che sta arrivando e quindi magari avrà degli svantaggi. Allora, nel frattempo abbiamo questo grafico che ci indica nei vari mesi appunto, vedete il valore medio che è i 170.000, penso che i giorni appunto di bollino rosso sono quelli che poi rientrano in quei mesi che sono tra aprile e ottobre. Grandi eventi. Sì, grandi eventi, i ponti, poi dipende da come cascano i ponti tante volte, no? Anche come casca il ponte, c'è più gente, meno gente. Io mi ricordo per esempio 2 anni fa che c'era stato l'inizio di tutti i problemi in Medio Oriente, abbiamo avuto il ponte dei morti, che c'era una quantità di gente come non si era mai vista in quel periodo lì, perché moltissimi turisti del nord invece di andare in Nord Africa, come facevano abitualmente, sono venuti da noi, ma probabilmente anche in Francia, in Spagna, comunque in Mediterraneo. Era un po' inaspettato, sono quelle situazioni che appunto magari si potrebbe arrivare a gestire diversamente, magari usufruendo un pochino di queste economie nuove che potrebbero arrivare. Insomma, secondo lei non andrebbe chiuso un cancello, cioè no, andrebbero invitate le persone a spiegargli bene, guarda che tu stai arrivando in mezzo al marasma. Pronto? Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy, buon anno. Buon anno, dottor Palladin, a lei e ai suoi ospiti. Buon anno, buon anno. Senta, allora cosa ne pensa su Venezia? Come facciamo a difendere questa meraviglia che... Dica. No, dico, perché cioè, come dire, la stiamo trattando un po' anche qui in questa trasmissione, non stiamo valorizzando perché noi siamo abituati magari ad andarsi, ma rimane una meraviglia che tutto il mondo ci invidia e che la gente fa il giro del mondo per venirla a vedere. Cioè, stiamo parlando veramente di una bellissima signora che va tutelata e gestita. Certo. Allora io voglio dire che quelli che mangiano a sacco perché magari non hanno i soldi per andare su qualche bettoletta, che ce ne sono lì, che si portassero via obbligatoriamente una borsetta e quando mangiano il toast la carta la buttano dentro, la lattina della birra e se la portassero a casa loro, perché io non intendo, a parte che noi veneti qui non credo che ci fate pagare, non intendo come i veneziani di pagare quello che sporcano gli altri, che io penso che a casa loro non facciano questo. E allora una Venezia come una volta di 20 anni fa, io spero davvero che rientri, perché non ne possiamo più, perché sono maleducati e allora bisogna mettere i cartelli scritti che non bisogna buttare ma per terra, e quelli analfabeti che non vogliono capire vedono il cartello sperando di non buttare per terra. Questo voglio dire, perché è giusto che li mettiate le multe, perché io non so se l'anno scorso quelli che si sono buttati dal ponte li avete fatti pagare la multa o no. Io voglio sapere, perché siamo stanchi di vedere genitalia nei nostri paesi e nella nostra bella Venezia. Vi saluto. Grazie, e comunque insomma, diceva l'assessore Boraso, hanno pagato. E hanno anche pagato, e anche in maniera molto salata. Bene. E anche pagato anche subito. Ah, subito sull'unghia. Andiamo un attimo in pubblicità, ma volevo sentire anche da Santini cosa pensava, se va abbassata la serranda o meno, perché resta il fatto che, signori, a un certo punto bisogna decidere sì, no, si fa o non si fa. Se la città fosse come un organismo che mette gli anticorpi nei momenti di difficoltà quando arriva la malattia, è un po' il discorso che diceva l'assessore, sarebbe fantastico. Ragionerei con questo approccio, ma magari dopo. Allora, breve pausa e continuiamo la nostra discussione.
Per chi ci sta seguendo dall'inizio di questa trasmissione, vedete, insomma, stiamo affrontando questa cosa sull'introduzione di una tassa per entrare a Venezia e la volontà è netta, è chiara, sulle strade da affrontare si sta cercando di capire, perché ovviamente non è una cosa semplice. Prima ho interrotto, prima che arrivasse la pubblicità, il dottor Santini appunto faceva questa similitudine, no? Sì, assolutamente, il tema diciamo, di mettere degli anticorpi, quindi dei presidi che in quei giorni di criticità, in quei giorni di malattia, diciamo, in qualche modo consentano, diciamo, di gestire con dei limiti che possono essere limiti storici, sono quelli che hai annunciato all'inizio quando hai detto che c'è un limite strutturale al massimo della popolazione che può stare a Venezia, cioè i 170.000, diciamo, c'è un limite sociale di sostenibilità che in qualche maniera deve essere individuato, ma soprattutto c'è un limite di sicurezza, perché se noi prendiamo in particolare la zona marciana, la zona di San Marco, della piazza limitrofa, è una zona che ha dei colli di bottiglia, mi sembra siano 8 e le vie di fuga, diciamo, quella va considerata e approcciata con tutte le regole che sta facendo oggi il Comune, che sono quelle della sicurezza. E posso dire una cosa in disaccordo rispetto a quello che ha detto l'ultimo ascoltatore, cioè che 20 anni fa era meglio. Io non penso che fosse meglio 20 anni fa. La città oggi è più pulita. Io ci lavoro quotidianamente, sono un pendolare al contrario e posso dire e lo confermo che la città è assolutamente più pulita, ha più servizi anche per i cittadini rispetto a una volta. Ricordo mia nonna che stava a Venezia che aveva il problema del vaporetto, del servizio, oggi veramente c'è un maggior servizio rispetto a una volta, ma soprattutto invito voi, invito la televisione, invito anche gli ascoltatori, se ci fosse la possibilità di guardare un bellissimo video documentario del 1974 di Guido Vianello con la voce di Mario Rigo e un altro paio di esponenti della città dell'epoca, che racconta esattamente che cosa agli inizi degli anni 70 nell'era, diciamo, post-industriale Venezia stava vivendo. Ebbene, se voi lo analizzate è di un'attualità sconcertante. Quindi una cosa di più di 40 anni fa alla fine ha lo stesso tono di adesso. Lei diceva giustamente che comunque, così, non mal comune mezzo gaudio, però diciamo, il problema di questo turismo invasivo riguarda tutto il mondo, tutte le grandi mete, quelle più famose, quelle più note, da Londra a Parigi, New York e quant'altro, insomma, vivono un overbooking di presenze in città, no? Sì, esatto, l'altro giorno tra l'altro in libreria è venuto un cliente austriaco che mi diceva che a Vienna, in centro, lo stesso voleva, uno non ci pensa a Vienna magari come città, no? Io frequento Roma spesso per lavoro, anche in centro a Roma è una bolgia infernale, molto peggio che da noi tra l'altro. E quindi è un tema internazionale, ho partecipato già a un paio di convegni anche organizzati dal nostro comune, dal nostro sindaco su questo tema con ospiti internazionali e il tema è il turismo. Il turismo probabilmente forse anche in Italia andrebbe lavorato in maniera diversa, cioè potrebbe essere veramente l'industria del futuro dell'Italia, ma io questa cosa la dicevo 20 anni fa veramente. Se i maglioncini e le sedie le fanno in Cina, noi dobbiamo fare turismo fatto bene, turismo più sostenibile, turismo più di cultura e in qualche maniera anche chi viene in giornata offrirgli, sempre magari tramite dei metodi moderni digitalizzati, delle informazioni sulla città, no? Noi facciamo dei piccoli progetti di turismo sostenibile, ma più che altro per spiegare ai visitatori, perché mi piace chiamarli visitatori quelli che vengono a Venezia, al di là del fatto che siano turisti, di spiegargli per esempio il perché dell'acqua, il senso dell'acqua per la città, cioè di dare a chi viene anche in un periodo breve il senso della città e magari invogliarlo a non venire più per un periodo così breve, a dire ma è così interessante questa città, aspetta che la prossima volta magari mi fermo 3 giorni, no? Io penso Quindi, che sì, ci sia un spostare problema, un po' le cose. è un problema anche purtroppo noi abbiamo una società, mi permetto di fare una piccola analisi sociologica, che sta andando verso il selfie fatto di fronte a un monumento e si è vista la città, cioè, condivido, ma la vedo questa molto più difficile che mettere anche un cancello a Venezia. Dobbiamo iniziare da qualche parte, assolutamente, no? Mettere i primi mattoncini. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Tiziano da Musillo di Piave. Buongiorno Tiziano, prego. Buongiorno, niente, io ho un'idea mia, Venezia è una città storica, turistica e diciamo il turismo è la fonte principale della città. Io
avrei pensato, siccome che a Venezia esistono ancora uffici di pubblica utilità di genere vario, dalle abitazioni, di decentrare quel servizio pubblico in terraferma, in modo tale che gli abitanti della terraferma non abbiano l'obbligo di entrare in città e lasciare la città veramente come città storica. Questa è un'idea che mi è balenata nell'effetto appunto del discorso di pagare questa tassa per... Certo, ma allora guardi, insomma, ovviamente qua se ne sta discutendo, per cui adesso daremo una risposta che personalmente ho già dato 20 minuti fa, portando l'esempio di Treviso, perché poi deve sapere che chi lavora in una città poi sono i primi consumatori in quella città, anche perché spesso fanno delle spese, cioè, sono molto meno invasivi del turista mordi e fuggi, quindi si andrebbe a sottrarre una grande fonte di reddito, insomma, si può dire, Assessore. Hai perfettamente ragione, perché le esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato esattamente il contrario, cioè non ha nessun senso portare via funzioni. È come se noi decidessimo domani mattina di chiudere Ca' Foscari e di chiudere l'università e il centro storico di Venezia perché è più comodo. Ecco, bisogna lavorare invece sul regolamento, introdurre delle fasce di esenzione, tra cui lo studente, il lavoratore, cioè ma no, perché se io tolgo la funzione perché diventa più semplice andare a Marghera, dico Marghera, vuol dire impoverire la città, ciò che invece non vogliamo assolutamente, cioè, è come se domani mattina chiudessimo tutte le funzioni, se il comune chiudesse e si portasse in terraferma. Dovremmo trovare delle soluzioni, perché è evidente, oggi parlavo per esempio con dei consiglieri comunali, dicevo, dobbiamo pensare che ci può essere l'ingegnere da Milano che chiede un appuntamento per una pratica in comune e deve venire a Ca' Farsetti. Questo deve pagare i 10 euro in quanto lavoratore o libero professionista, cioè c'è un tema su cui operare, perché il problema non è l'ingegnere di Milano che viene per motivo di lavoro al Comune di Venezia in sede per valutare una pratica di un edificio, di un immobile, eccetera. Il problema, come diceva bene la Presidente della Conferenza, è di alcune giornate che ormai superano la decina in questa città, che rende invivibile il vivere quotidiano, ma non solo la vita del residente, che si aggrava di costi, e mi dispiace parlare di costi da parte economica, però chi amministra la città deve anche guardare attentamente i costi, perché diciamo il costo Veritas sta incrementando 11 milioni, 12, 13, mica perché i veneziani sporcano di più, ma perché purtroppo se c'è un incremento enorme di turisti, l'avete dimostrato con le vostre tabelle, e chi arriva sporca. Però non è neanche giusto, lo dico, che tutto questo si aggravi su attività e soprattutto sulle famiglie. Quest'anno la Giunta Brugnaro per la prima volta dopo 20 anni riesce a ridurre la tariffa rifiuti dal 3 al 5% per le famiglie e del 30% per le attività di pubblico esercizio. Perché? Perché vogliamo preservare le famiglie e i pubblici esercizi. Non posso neanche pensare che io non devo pulire i canali perché da Roma non mi arrivano più le risorse, devo trovare qualcosa di... dopodiché, ovviamente, sono convinto anch'io, l'ha detto alcuni telespettatori, cito l'esempio delle 3 cime di Lavaredo. Se andate a vedere i dati, non è che il blocco col biglietto ha diminuito il flusso di arrivo alle 3 cime di Lavaredo, anzi sono aumentati. Hai ragione, la tassa di soggiorno non è che hai disincentivato, tentiamo di capire se in alcuni giorni con la tassa di sbarco, non so se sarà 5 euro, 6 euro o 10 euro, di dire con i sistemi delle app, con le informazioni, con le agenzie turistiche, con i vettori importanti, croceristi, Trenitalia, aeroporto, certi giorni prenota, vieni a dormire 2 giorni dopo, ti gusterai la città in maniera diversa, conoscerai la città come visitato in maniera diversa che sta lì imbottigliato in strada nuova e non puoi neanche muoverti. Prima che è un percorso, dopodiché... Prima che iniziassimo la trasmissione si parlava con Cristina Giussani relativamente anche alla segnaletica che c'è a Venezia, che non è così chiara, no? Cioè non è così esplicita. E vi faccio questa domanda, ma ci sono motivazioni... anche architettoniche. Esatto. Purtroppo, come molti amici da Belluno scendono per arrivare al Palazzo Ducale per parlare con i tecnici di intendenza, vi lascio pensare cosa significa oggi anche una segnaletica banalissima, che sembra banale per le città di terraferma come Verona,
e qui diventa tutto complicato perché comunque devi aprire un dialogo con la sovrintendenza perché va a incidere sulla questione, sui vincoli paesaggistici. Ma lì non si può fare un piano perché insomma, lei che è anche donna di cultura che arriva da... Cioè... Non è facile. No, non è facile, però pensando per esempio al Piazzale Roma, no? Si era detto ancora in occasione dell'ultima rimessa a nuovo di Piazzale Roma di evitare che il pedone tagliasse il piazzale di traverso e arrivasse proprio davanti al ponte di Calatrava, che dovesse fare per forza il giro a piedi intorno in modo che magari il primo esce verso l'Accademia e il secondo verso i Tolentini, però alla fine è stato fatto un passaggio pedonale col semaforo per cui uno arriva proprio davanti al ponte di Calatrava, ingorga Strada Nuova e tralascia una parte di città bellissima, non tutti, però il grosso del flusso va di là. Già, ecco, quindi ci sono due temi, uno è il flusso di, come dire, ti fermo in autostrada, non ti faccio neanche arrivare a Venezia, ma l'altro è quando sei arrivato ti diffondo diversamente in città e anche su questo secondo me si potrebbe veramente lavorare anche insieme con le categorie, a parte che la nostra categoria è sempre disponibile, ma il Comune lo sa benissimo, è sempre disponibile a lavorare insieme, a fare delle proposte, a dare idee, però questo sarebbe anche interessante, no? Cominciare a distribuirli anche diversamente. Io so che per andare a casa dal mio negozio, ho un negozio vicino a Piazzale Roma e abito a Castello, io so che l'unico punto critico è il ponte di Rialto, perché per tutto il resto della strada posso passare in cali dove quasi non c'è nessuno. E questo è un peccato. No? Si ferma col microfono, scusi. Facciamo dei rumori. Santini, lei che insomma, ha avuto anche esperienze immobiliari, ma non si può anche ragionare, perché la sovrintendenza giustamente fa un lavoro incredibile in tutta Italia, dobbiamo tutelare un patrimonio... però sì, ogni tanto si dovrebbe scendere, no, di compromesso, no, se ne parla lì. Allora io direi, provo un attimo a fare sintesi, sono perfettamente d'accordo sul fatto che alla fine ci sono dei punti, dei picchi di criticità che sono giorni alla fine, nei quali sicuramente limiti di sicurezza, limiti legali, limiti sociali, di sostenibilità vanno e possono essere adottati con tutte le misure del caso che sicuramente l'amministrazione metterà a punto. Poi arriveranno degli introiti con questa tassa di soggiorno, questi introiti nuovi, ricordo, giusto se non l'assessore mi ricorda bene, abbiamo circa 85-90 milioni complessivamente di introiti dal turismo oggi, 17 sulla mobilità. Sì, sono circa 80 milioni. Circa 80 milioni, ecco, quindi cioè, c'è già una spesa che poi viene diciamo, a sua volta allocata per tutta una serie di misure. Che è il bilancio del Comune di Venezia? Quasi 800 milioni di euro. Quindi un 10% arriva dal turismo. Ecco. E quindi diciamo ci sarà un maggiore introito, 20, 30, 40, 50 fino a 150 milioni che andrà speso a sua volta a riduzione di spese, quello che diceva prima l'assessore e la Giussani, o a incremento dei servizi, del livello di servizi per i cittadini, più servizi per i diversamente abili, più servizi per i residenti del Veneto, eccetera, eccetera, e così. Veniamo poi a cosa accade, diciamo, fuori dal tema del ticket, cioè che modello di città voglio, perché posso anche spendere quei soldi per incentivare un modello di città che per esempio promuova la residenzialità e il lavoro. E veniamo al tema immobiliare, perché è strettamente legato a questi due fattori. Vi do un modello, il modello che confronto è tra Cortina e la Valbadia, visto che parliamo di Dolomiti. Cortina ha 15.000 unità immobiliari, la Valbadia ha 4 o 5.000 unità immobiliari, viceversa Cortina ha 4 o 5.000 posti letto su strutture ricettive, la Valbadia ha 14-15.000. Abbiamo due modelli di sviluppo di una piattaforma turistica completamente differenti. A Venezia cosa sta succedendo? A Venezia abbiamo il 70% delle compravendite di unità immobiliari residenziali che sono straniere, ogni anno. Abbiamo un volume di circa 300 milioni, l'anno 280, 320, su diciamo residenziale frazionato, le case, gli appartamenti, che sono comprate il 70% da stranieri. Il primo compratore è inglese, poi ci sono i francesi, dipende dall'anno, poi c'è l'americano e così via. Il 30% che transa non è veneziano, è italiano. Il veneziano che compra oggi una casa a Venezia per prendere un appartamento più grande, per venirci a vivere, è veramente con un lumicino. Allora, questa tendenza è una tendenza che è inesorabile,
che in qualche maniera invece può essere, non dico invertita, ma contenuta entro dei limiti. Ecco, forse da questo punto di vista sicuramente l'imposta di soggiorno può provocare, diciamo, qualche suggerimento, può portare qualche... Io mi ricordo... Allora, scusa, scusate solo un attimo, ultima pausa e poi insomma, ritorniamo assolutamente su questo tema. 5. Insomma, parlare di Venezia ovviamente da una parte si cerca di ragionare su quello che è il flusso eccessivo di persone nei momenti topici dell'anno, però dall'altro Venezia è una città che vive, cioè perché per quanto noi la vediamo come un museo, giustamente perché sono vari punti di vista, chi ci vive è la sua città, è il luogo in cui appunto vi risiede ed è necessario anche cercare di mantenere questa identità e dare dignità e servizi a coloro che appunto la fanno vivere, perché poi una città vive se c'ha gli abitanti, perché se si svuota alla sera è un problema. E anche qui insomma le cose non sono assolutamente semplici, Boraso, giusto? Non è facile perché, diceva il dottor Santini, noi avevamo avuto una legge speciale che aiutava a preservare il residente, ti dava una mano per i restauri, ti dava una mano per comprare la prima casa. Oggi l'obiettivo, oltre che contenere il flusso, poi è, come diceva il dottor Santini, cercare di trovare come riallocare queste risorse in più che avere la città. Secondo me uno dei temi è quello di tutelare il residente, sia nell'aspetto della residenzialità ma anche dei costi della città, perché questo credo siano gli obiettivi. Ovviamente ci vorrà del tempo perché in 2 mesi cercheremo di dipanare questa matassa con un regolamento, con delle delibere e con una sperimentazione, perché non è che sarà semplice. Pensate al tema di chi controlla, chi paga e chi non paga, è un tema molto difficile, però è una grande sfida, un grande risultato del sindaco, un ringraziamento a Mattarella e al governo eccetera, però alla fine poi questa vicenda va gestita. Esistono casi internazionali da cui prendere spunto, sui quali state ragionando o che vi vengono in mente? Ma a me viene in mente Dubrovnik, che ha introdotto il diritto del numero chiuso e su cui però non c'è nessuna legge italiana che ci consente di introdurre il numero chiuso. A Dubrovnik ci sono dei giorni che tu hai il numero, resti fuori. Entrati tot, te ne stai fuori, che è un altro tema, però ci vuole un'altra legge che dica per le grandi città, come diceva il Presidente, la grande pressione turistica, che poi è un problema europeo, eccetera, di dire arrivi fino a un tot di numeri, però qual è il nostro obiettivo? Controllare il flusso, però dobbiamo sapere qual è il flusso. Il sindaco oggi sta investendo, Brugnaro, sul controllo per sapere i bar che ci servono, non per disturbare la gente al di là di qualche scemo dei centri sociali che ha fatto le sceneggiate, per sapere esattamente quante persone arrivano, perché altrimenti come puoi dire se non sappiamo se sono 100, 120 mila, perché il limite avete detto, arrivi a 180.000 tra residenti e non, diventa insostenibile la città, proprio fisicamente non regge. Però oggi io devo sapere per poter fare qualcosa, sulla base di leggi vigenti. La legge che introduce il numero chiuso non c'è. In altre realtà europee ci sono dei piccoli... Però perdonatemi, se è esistita per anni la legge speciale su Venezia, magari, perché... O consideriamo che questa è una città unica, perché è facile dirlo qui o quando ci si fanno i selfini, poi, esatto, poi però bisogna dimostrarlo. Bravo. E un governo lo può dimostrare anche adottando una legge speciale per una realtà che non... Cioè, è oggettivo che abbia dei problemi da questo punto di vista? C'è una volontà politica secondo voi? No, sì, dipende. Di riformulare la legge speciale ce lo auguriamo, insomma. Il sindaco sta lavorando su questo, mi auguro che la Lega e i 5 Stelle che sono al governo abbiano la stessa sensibilità. È stata dimostrata con questa tassa di sbarco, ma ovviamente bisogna capire se c'è la volontà politica di riformulare una legge speciale. Diciamo che oggi non ci sono più le risorse per quella legge speciale quando è nata. Però quantomeno una legge speciale che ti consenta di dire a un certo punto se... Perché giustamente la parte della sicurezza secondo me l'abbiamo tralasciata abbastanza. No, l'ha detta bene il dottor Santini, è un tema molto delicato. Però se succede qualcosa e sei dentro la città di Venezia non è facile fare un'evacuazione. È sulla sicurezza probabilmente che si deve giocare poi, l'elemento. la legge qualcosa, deve giocare poi... su quello, perché
Beh, mi sembra che sia stato fatto più che qualcosa in questi 2 anni con questa amministrazione, perché a parte l'incremento, diciamo, della presenza dei vigili, ma come sono stati trattati alcuni grandi eventi o alcune giornate di picco sulla zona marciana sono state trattate con questo criterio di garantire un livello di sicurezza, coi tornelli, sostituendo la vacatio legislativa del fatto che non puoi imporre un numero chiuso. Quindi, diciamo, sulla sicurezza sicuramente c'è già un livello di attenzione elevato, può migliorare sicuramente la dotazione di misure, il fatto che si abbiano 2 soldi in più da spenderci sopra, il controllo deve essere assumeremo fatto. più vigili, è evidente che sul tema della sicurezza, come li abbiamo già assunti adesso, i prossimi 200, una quota importante, perché abbiamo deciso di, Brugnaro ha puntato molto sull'assunzione di nuovi vigili, perché il tema della sicurezza è fondamentale, non solo in terraferma, anche in centro storico. E anche in aspetto coercitivo nei confronti di chi si comporta male, sporca e fa delle cavolate. Quelli che fanno il tuffo ce ne sono stati parecchi. Signori, siamo giunti al termine di questa trasmissione, vedete che non è un tema facile, no. Per cui quando sentirete nei prossimi mesi parlare in questo ambito, abbiamo capito che non è assolutamente facile e che si può andare anche per tentativi, perché insomma così è, però l'importante è che la cosa venga fatta. Signori, grazie, buon lavoro, Grazie a voi. e un caro saluto ai nostri telespettatori. Ciao!